Questione Fassa e di nuovo tensione tra Regione Veneto e Ministero della Salute. La decisione del Ministero di negare la necessità di fissare limiti nazionali per la concentrazione di Fassa nelle acque potabili coglie di sorpresa e lascia l'amaro in bocca, oltre a complicare non poco la vita a famiglia, ed enti, per prima la stessa Regione Veneto che spiega il presidente Luca Zaia. Se ci fosse un limite nazionale ci aiuterebbe molto di più nelle cause, nei contenziosi, ma anche essere molto più aggressivi nelle azioni da fare. Per il Ministero l'inquinamento da Fassa sarebbe solo una questione veneta che interesserebbe solo il nostro territorio, da qui si evince la decisione di non fissare limiti nazionali. Eppure la settimana scorsa la senatrice Puppato della commissione di indagine tornata a visitare la Miteni aveva dichiarato: noi qui abbiamo una delle situazioni che probabilmente diventerà una situazione pilota probabilmente a livello internazionale. Un atteggiamento scandaloso quello del Ministero e la reazione a caldo del presidente Zaia che replica: non è vero quello che scrive il Ministero che c'è solo il Veneto che ha queste criticità, perché i siti in Italia li conoscono tutti. Forse i veneti sono stati quelli più diligenti ad andare a indagare e a preoccuparsi del problema. Incassato il no a limiti nazionali in tema di Fassa, la Regione prende in mano la situazione e rassicura i cittadini. Avremo delle novità la prossima settimana rispetto al tema dei limiti sull'acqua potabile. Il passo sarà la convocazione della Commissione Ambiente e Salute con il mandato di definire una proposta drastica di riduzione che sarà a sua volta approvata dalla Giunta regionale, dando poi agli enti acquedottistici l'indicazione di uniformarsi rapidamente. Regione e Ministero della Salute ancora una volta ai ferri corti e probabilmente rischia di non essere nemmeno l'ultima.